È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. Ora passiamo agli affari. Il rinnovo di Alex Meret è sempre più vicino, ma al Napoli manca ancora un ultimo dettaglio per chiudere l'affare. Il portiere azzurro ha già fatto capire di voler restare in azzurro ed è pronto a firmare subito il prolungamento del contratto. Tuttavia, il consiglio di amministrazione non ha ancora concluso la trattativa e la questione finanziaria sembra essere l'unico ostacolo rimasto. Secondo il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, Meret non ha mai avuto dubbi sulla sua permanenza, anche se a volte è stato criticato dai tifosi. Nonostante ciò, il portiere ha continuato a dimostrare la sua qualità con parate importanti e si è affermato come membro fondamentale della squadra. Il Napoli gli ha offerto un contratto fino al 2027 con uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione, compresi i bonus. Tuttavia, Meret vuole una cifra più vicina ai 3 milioni e questa piccola impasse non è ancora stata risolta. L'agente del giocatore, Federico Pastorello, è ancora in contatto con la dirigenza partenopea per cercare di arrivare a una conclusione positiva il prima possibile. Ora vogliamo sentire il vostro parere, tifosi del Napoli. Il Napoli dovrebbe soddisfare la richiesta di Meret e garantire la sua permanenza? O sarebbe meglio cercare un'altra opzione in porta? Commentate qui e partecipate alla discussione.